Siamo sempre con la dottoressa, stavamo parlando per la sclerosi multipla, è importante l'alimentazione, quindi lei ha detto cambiando la dieta, una bella e sana colazione già cambia anche il modo in cui si recepiscono i farmaci, vengono metabolizzati, eventuali problemi. E lo sport? Si può praticare sport? Sì, assolutamente. Io invito sempre il paziente a fare dell'esercizio fisico perché noto che molti pazienti non hanno tempo per la cura di sé. Allora mi piace sempre pensare di formulare una diagnosi che è già difficile, di impostare un percorso terapeutico il più possibile personalizzato. Attraverso la narrazione io riesco anche a capire le caratteristiche dello stesso paziente, ma anche sicuramente a promuovere l'esercizio fisico. Allora i giovani di fatto possono fare ciò che a loro fa star bene. Io dico sempre, al nostro cervello serve ricevere anche piacere. Fate l'esercizio che vi fa star bene, senza esagerare, non bisogna diventare dei grandi nuotatori o dei grandi maratoneti, ma bisogna dedicare del momento uno spazio per la cura di sé. L'esercizio fisico poi da numerosi studi si è dimostrato aumentare i meccanismi di plasticità neuronale e di compenso rispetto a qualsiasi danno, quindi meccanismi di accelerazione e di riserva funzionale, di compensazione al danno, quindi diventa anche uno strumento di terapia per se stessi, quindi molto importante. Per i giovani. Per le persone più in là negli anni invece? Per le persone più in là con gli anni ricordiamoci sempre che attorno alla sclerosi multipla c'è anche una rete molto importante. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per esempio nel territorio padovano, è molto forte, offre un servizio che è quello di mettere a punto un piano, un percorso anche di fisioterapia personalizzato, quindi di guidare il paziente verso certi tipi di esercizi e certamente fare dell'esercizio con una certa moderazione, ma questo aiuta tutto il corpo, anche l'apparato cardiovascolare, oltre che il mantenimento della flessibilità. E le relazioni sociali, l'attività lavorativa possono essere compromesse dalla diagnosi di sclerosi multipla? Io dico oggi no, nel senso che abbiamo varie tipologie di persone, di fatto non interferisce con lo svolgimento di tutte le attività dalle più semplici ma altrettanto importanti a attività dirigenziali complesse. Anche dal punto di vista istituzionale non vi sono assolutamente problematiche in questo senso. È chiaro che ci sono dei lavori che possono essere lavori di fatica, per esempio, lavori molto pesanti, ecco che lì bisogna apportare delle correzioni eventualmente e tutelarsi rispetto a un affaticamento eccessivo. La fatica è un sintomo molto frequente nella sclerosi multipla e noi la gestiamo anche con difficoltà e quindi la necessità di pause, per esempio, durante la giornata, la necessità di fermarsi durante la giornata e quindi si creano poi degli strumenti per correggere magari delle attività particolarmente pesanti. Dottoressa, nell'ambito familiare, quando a una persona nell'ambito della famiglia viene diagnosticata la sclerosi multipla, quindi si ingenera come sempre un'apprensione, un'ansia e delle situazioni di disequilibrio ovviamente, i figli da una parte, se ci sono più giovani possono capire, non capire, ipotizziamo di un genitore, una genitrice o quant'altro. Che cosa comunica lei, se comunica con la famiglia, che cosa cerca di trasmettere, qual è il messaggio che lei vorrebbe trasmettere? Perché lei mi diceva prima, c'è stata una svolta epocale, è un termine forte, ma c'è stata una svolta rispetto al passato, questo è importante recepirlo, che sia anche divulgato come speranza ai familiari, ma anche credo di supporto psicologico oltre che fisico, perché c'è la fatica fisica, però a questo punto la famiglia può fare da supporto. Assolutamente sì, io spesso invito la giovane donna, il giovane uomo a ritornare a un secondo colloquio con un familiare, perché questo è un aspetto molto importante, cioè comprendere che cos'è la malattia, qual è la prognosi di ogni singolo paziente e mettere in atto una rete di protezione. Poi io credo che ogni paziente abbia la sua storia, ecco, e quindi la vita in realtà poi è molto complessa di per sé, per ognuno di noi, figuriamoci anche nelle relazioni, però quello che posso dire è che l'invito è quello a partecipare a un colloquio di informazione in questo senso. È una malattia che
veramente oggi con la quale si può convivere con una buona qualità di vita. Chiaramente ci sono anche le forme e si vedono subito, quello si vedono nei primi 2 anni, le malattie ad esordio piuttosto aggressivo, ma anche per quelle oggi con un trattamento ben posizionato all'inizio riusciamo a dare veramente una svolta in termini di qualità di vita. Per la persona giovane, ma anche per l'adulto, la vita autonoma è possibile? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io credo che ogni persona con questa malattia debba imparare intanto a conoscersi, a capire effettivamente quali possono essere dei limiti, ma anche coltivare le proprie passioni e i propri sogni. Ripeto, l'AISM stesso è una struttura che con i gruppi di autoaiuto, con i confronti anche tra coetanei, con l'organizzazione di molti convegni, di molta formazione in questo senso, possa dare un grande contributo, un grande aiuto. Ecco, un grande contributo, un grande aiuto, e qui entriamo nel merito specifico di dove lei opera, è il centro di riferimento di Padova. Allora, ci racconti un attimo di questo centro ospedaliero universitario, perché tra l'altro lei ha anche la docenza universitaria, quindi non solo la clinica e lo studio di ricerca, quindi è più articolato sotto più fronti. Come è strutturato, dove si trova? È un punto di riferimento regionale, un po' ci apre le porte, insomma. Sì, grazie. Padova è il centro regionale ad alta specializzazione per la sclerosi multipla ed è il centro di riferimento per il territorio padovano. L'equipe si compone di 4 medici strutturati e 3 ricercatori e una neuropsicologa che naturalmente ci affianca anche nel momento della comunicazione della diagnosi per la gestione della reazione magari emozionale immediata del paziente e anche per la valutazione, i test cognitivi, quindi metterci nelle condizioni anche di fare dei test specifici ai pazienti, per esempio per disturbi specifici della memoria, dell'attenzione, della concentrazione. È un centro che segue circa 2.500 pazienti, di cui 1.200-1.300 in terapia attiva, e che ha un laboratorio per la diagnostica del liquor di gran parte del territorio veneto, ha un servizio di neuroradiologia con una macchina, una risonanza magnetica a 3 Tesla, quindi di alta qualità per la visualizzazione delle immagini e per il monitoraggio della malattia, che è impegnata in sperimentazioni cliniche di secondo e terzo livello e che ha 3 filoni di ricerca in particolare. Il filone clinico epidemiologico. Che cosa che sarebbe, traduciamolo? Quindi il filone clinico epidemiologico è la ricerca di fattori di rischio e noi abbiamo stiamo studiando fattori di rischio potenzialmente ambientale, quindi il fattore per esempio dell'inquinamento, e il filone di rischio neuroradiologico, quindi la ricerca di marcatori precoci di neurodegenerazione, e il filone di ricerca neuroimmunologico, anche qui con indagini nel liquor, la ricerca di marcatori biologici precoci di degenerazione, proprio per riuscire a stratificare nel momento dell'esordio nel migliore possibile il nostro paziente e offrire quindi la terapia migliore al paziente. Ecco, quindi un centro di riferimento di carattere regionale. A livello nazionale e internazionale, come ci collochiamo? Ci collochiamo che intanto in Italia ci sono dei centri di sclerosi multipla che interagiscono moltissimo tra di loro, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista di pianificazione della ricerca e di comprensione dei meccanismi alla base della malattia, che insomma, attraverso ricerche pubblicate da tutti i gruppi italiani abbiamo fatto veramente dei passi in avanti nella comprensione. Certamente nelle sperimentazioni cliniche ci collochiamo all'interno di sperimentazioni a livello internazionale, quindi di condivisione anche con livelli di centri di eccellenza sia europei sia degli Stati Uniti. Ci sono dei protocolli condivisi, esiste un protocollo unitario oppure esiste ma a livello regionale, a livello nazionale ce ne sono diversi? Come funziona? Un po' perché magari il paziente... Il protocollo di terapia. Allora, io dico sempre, non c'è un algoritmo, c'è un preciso protocollo. Ecco perché in questa malattia la competenza del neurologo assume un ruolo fondamentale.
Esiste un approccio al paziente, abbiamo detto nella fase diagnostica iniziale, e poi la necessità di un attento monitoraggio per capire se quella terapia è da mantenere o va ottimizzata. E questo è un lavoro che è molto fine, che richiede grande competenza, ma per il quale non esiste un protocollo regionale o nazionale. Ecco. Questo da una parte è importante, dall'altra richiede molta, può creare delle differenze, no, interpretative delle malattie, e quindi magari essere un pochino più aggressivi. Alcuni centri sono più aggressivi nel intervenire precocemente non solo con farmaci ma anche con farmaci di seconda linea in base agli indicatori di prognosi, quindi l'expertise, cioè la competenza del neurologo è molto molto importante. Quindi è il neurologo che fa la differenza, cioè l'equipe che ci lavora, però il neurologo fa la differenza. Sì. In questa struttura quante persone avete visto? Cioè in un anno quante persone, quanti pazienti state seguendo? Quanti... Beh, noi nel day hospital, tenga presente che noi abbiamo un day hospital con 25 accessi al giorno, e quindi abbiamo 4 ambulatori alla settimana. In ogni ambulatorio vediamo 15 persone, quindi ne vediamo un centinaio solo in ambulatorio, e 25 persone al giorno dal lunedì al venerdì, quindi insomma un carico dei flussi e dei volumi molto, molto importanti. C'è una degenza ospedaliera, ci sono degli interventi chirurgici che vengono fatti? No, interventi chirurgici no, ma abbiamo 2 letti dedicati al day hospital per le procedure, per esempio per la rachicentesi, quindi i pazienti che devono fare la puntura lombare hanno un letto dedicato e quindi stanno dalla mattina fino alle prime ore del pomeriggio, però possono stare non in una poltrona ma in un letto, quindi abbiamo 2 letti dedicati, certamente. Quindi sì. Diciamo che è una patologia che sotto certi profili non comporta degli interventi particolarmente invasivi? No, assolutamente questo è importante. No, assolutamente no. E presuppone anche che si possa costruire una vita, un progetto di vita di famiglia per chi è giovane? Assolutamente sì, questo progetto va mantenuto. Su questo mi aggancio con il tema gravidanza, che è un tema a me molto molto caro. Arrivare anche a quello. Che è un tema a me molto molto caro. Perché? Perché quando io ho iniziato a occuparmi di sclerosi multipla, il mio professore che mi ha educato mi disse: la gravidanza è controindicata nelle donne con sclerosi multipla. Oggi da diversi lavori sappiamo che la gravidanza non è affatto controindicata, ma va pianificata. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto gravidanza va collocato in un momento in cui la malattia è stabilizzata, è spenta. La gravidanza è un bel momento per la malattia autoimmunitaria, nel senso che nei 9 mesi generalmente la malattia si spegne completamente, assolutamente, per però riaccendersi nel 3° mese dopo il parto. Quindi di fatto quel rischio statistico di una ricaduta all'anno si concentra nei 3 mesi dopo il parto. Ecco che questo rischio è abbattuto se la donna affronta la gravidanza in un momento di stabilizzazione. Che cosa vuol dire? Come si può prevedere? Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho un esordio in una giovane donna. Allora intanto si elabora il suo progetto, si parla subito di gravidanza e questo progetto deve essere assolutamente mantenuto. Allora io le do come pianifico in qualche modo e le dico: facciamo una terapia almeno per un anno, controlliamo la risonanza tra un anno, se è tutto fermo affronta il tuo progetto di gravidanza. In alcuni casi è bene mantenere il farmaco, oggi si possono anche mantenere farmaci per tutta la gravidanza, in altri casi è bene sospenderlo, dipende ancora una volta dalle caratteristiche della malattia che ho di fronte. Quindi malattie con esordio molto aggressive che mi chiedono: ma io vorrei avere un figlio. Benissimo, lascia però che io ti spenga questa infiammazione per almeno 2 anni e la pianifichiamo dopo. E questo è oggi possibile, è altamente realizzabile. Noi abbiamo tutte le foto dei bimbi nati delle nostre pazienti. Quindi ci sono anche dei bambini. Con grande orgoglio, perché abbiamo poi diciamo una multidisciplinarietà all'interno dell'azienda, quindi molti consulenti, quindi abbiamo per esempio il gruppo delle gravidanze a rischio, quindi a Padova abbiamo un'equipe dedicata a seguire le nostre pazienti, quindi vengono seguite da loro
Si decide poi se la donna può partorire spontaneamente, quindi col parto naturale, o se è indicato per esempio un cesareo. Nelle pazienti con una certa disabilità e con molta fatica, per esempio, siamo noi che indichiamo il cesareo. Non c'è nessuna controindicazione, anche questo è un mito un po' da sfatare, sulla anestesia né generale né epidurale, non provoca danno alla nostra paziente, ma certamente io suggerisco un cesareo quando c'è un certo impegno dal punto di vista motorio fisico. E in genere i bambini sono sani? Assolutamente sono sani. Quindi non c'è compromissione? Assolutamente no. Tra l'altro chiedo alla regia se mette in onda delle immagini relative a un po' un'iniziativa che è stata svolta in ospedale ancora un po' di tempo fa, che è anche questa molto bella per far capire quanto viene vissuta la struttura, no? Sì, quindi, sì, ecco ionosclerosi, dove il paziente è diventato protagonista con le sue storie, ancora una volta questa narrazione di sé, che consente di condividere con il medico, ma consente anche di comprendersi. E questo è un aspetto molto molto importante, perché il paziente mi chiede: ma quando devo capire, quando devo allarmarmi, quando ho paura, cosa? Quindi il paziente va guidato, e i racconti dei singoli pazienti sono importantissimi. Perché quindi c'è stata questa mostra dove si sono raccolti i racconti sostanzialmente. I racconti, le storie di coraggio, ma a me non piace tanto le storie di coraggio, la storia di energia, la storia di rinnovamento, la storia di ritrovarsi, la storia di riemergere. Lei cosa è stata colpita da questa raccolta? Che cosa l'ha colpita? Da ogni paziente io raccolgo e vengo modificata dalle storie dei singoli pazienti. Quando insegno ai ragazzi di informazione, cioè ai giovani specializzandi, io dico: insieme alla passione voi avete la possibilità di collezionare delle storie, di modificare delle storie e di raccogliere le storie di un cambiamento e dei cambiamenti che avete apportato. Spesso sono anche dei cambiamenti in miglioramento delle persone. Quindi sicuramente quello che mi ha colpito è la forza straordinaria di questi ragazzi, di questi giovani. Ecco, e quello che mi piace sempre ricordare è alimentare le passioni. Quindi ognuno è unico e ognuno deve veramente crescere e continuare a realizzare i propri sogni, i propri progetti. E lei ci mette tanta passione, come immagino tutta la sua equipe, nel seguire i pazienti. Sì, noi facciamo questo sforzo. Ovviamente è uno sforzo importante. E le dirò di più, che in questa epoca di trasformazione culturale e tecnologica, così verso il digitale, verso la telemedicina eccetera, noi da tempo abbiamo creato una casella di posta elettronica dedicata ai pazienti. Questo per garantire cosa? Un aspetto importantissimo, che è l'accessibilità al medico, cioè la possibilità di avere delle risposte rapide, perché questo è uno dei grandi problemi della sanità. Ma se io ho un problema, a chi chiedo, chi chiamo, dove vado? Questo è importantissimo, quindi aver creato questo indirizzo di posta elettronica ci consente sicuramente di lavorare e fare un lavoro spesso non tracciato, non visibile, ma molto importante, perché nell'arco sicuramente di 24 ore noi diamo delle risposte chiare ai pazienti, cioè li indirizziamo, gli diciamo: questo è un sintomo suggestivo di una ricaduta, non andare in pronto soccorso, ma vieni da me tra le 8 e le 8:30 che ti vedo. Questo non è un sintomo suggestivo di ricaduta, questo può essere quella che si chiama una pseudo ricaduta. Che cosa vuol dire? Che spesso in corso per esempio di febbre, di infezioni, riemergono dei sintomi. Questo non è espressione di un nuovo processo infiammatorio, ma di una traccia, quindi una conduzione che rallenta ancora di più per effetto del rialzo della temperatura corporea. Ma sembrano tutte cose banali, ma sono delle risposte rapide che il paziente si aspetta e per il quale c'è, credo, molto molto grato. E l'altro strumento importante è quello dell'invio degli esami attraverso la casella di posta elettronica, quindi l'accelerazione di tutte le procedure. Delle procedure. Ecco, dottoressa, il tempo vola. Un'altra questione, lei ha accennato appunto al virus, adesso siamo in periodo Covid e gli esami eccetera. In periodo Covid come funzionate e sono più esposti questi pazienti, proprio in 2 parole? Allora, in periodo Covid, soprattutto nella prima fase, noi abbiamo subito inviato proprio tramite questo indirizzo le norme igieniche
tecnico-sanitarie da seguire e poi la differenziazione fra le varie terapie. Alcuni potevano continuare in tranquillità. Nella prima fase alcune terapie le abbiamo discontinuate perché erano terapie immunosoppressorie, abbiamo temuto che potesse aumentare il rischio infettivologico, il rischio di malattia severa, ma tutte le osservazioni fatte, tutti gli studi non vanno in questo senso, non confermano questo timore. Quindi in realtà il rischio legato alle terapie non sussiste. Noi abbiamo avuto su 1200 trattati 20 ad oggi, 20 pazienti Covid e sono tutti andati molto bene. Ah, caspita, beh, questo è un ottimo risultato. Assolutamente. Quindi una tutto sommato sembra che uno può riacquistare la vita normale. Assolutamente, questo è importantissimo sì. delle cose. E quindi il canale di comunicazione funziona in questo momento ben preciso? Voi lavorate in regime ordinario? Noi lavoriamo in regime ordinario, facciamo un triage all'ingresso del paziente, abbiamo accessi contingentati a fasce orarie, quindi per creare le condizioni giuste per il distanziamento e per la sicurezza di tutti i pazienti. Perfetto, benissimo, siamo arrivati al termine. Una battuta di chiusura o un consiglio, cosa vuole dire? Allora, come battuta finale, è un invito un po' a tutti i giovani neurologi, mi rivolgo a loro anche se io mi sento ancora una giovane neurologa. Allora, la passione è un elemento fondamentale per arrivare alle persone, ma la comunicazione con le persone ha un valore straordinario. Con una comunicazione chiara e semplice noi diamo le informazioni al paziente giuste per capirsi, per capire sé e per vivere meglio questa malattia e per renderla una malattia sostenibile. Dottoressa, grazie mille, lei è stata estremamente chiara e comunicativa. Grazie per l'opportunità. Penso che abbia bucato il video, grazie molte. Grazie a voi telespettatori, avete visto queste gravi patologie però spiegate, comprese. Ci aiutano anche a sdrammatizzare certe situazioni, ma l'importante è sempre la ricerca che viene fatta e le strutture di eccellenza come noi abbiamo la fortuna di avere proprio qui all'ospedale, azienda ospedaliera universitaria di Padova. Grazie dottoressa Perini, grazie a voi, vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità continua ancora la nostra trasmissione con l'ultima parte dedicata, non l'ultima, anzi con una parte interessante dedicata alle mafie e poi continueremo con la finanza, dopo.